Ah, guarda, morti che conosco. Matteo, ti ricordi tu Matteo? No. Matteo, Amedeo, il cuoco. No, non lo conosco. Lo chiamavamo Amedeo da mangiare. Cuoco. È morto. Sì. Che Mario. Conosco Mario. Non lo conosco Mario, È morto. non li conosco questi, no. Mario, quello che aveva Puitura. No. Che faceva anche teatro. Mario Puitura faceva teatro, lo chiamavamo Marionetta. Perché scusa Sì, sono Mario de Amara, Sì. sono Mario de Amara. Quella che faceva le corse Olimpiadi, che a correre 40 km faceva ora, 40 km. Che dopo Mario era costretto ad andare a fare poesie con io e che dava strassi in maglia di maratonetta, perché ieri il suo mestiere una volta faceva maratonetta e dopo Sì, allora tutti dopo ha continui in fatto- maratonetta. sì. Perché è l'impresa di poesie. Poveretto Mario. Lo ricordano le 3 figlie, Gwendalina, Larabella e Clarina. Gwendalina, Larabella e Pari nomi delle vacche sulle maglie, pare. un po' sì. Ma che strana vita, sai. Sai le cose che ti dico? Guarda, Matteo, Mario, tutta gente che te avevi in parte così e non te ne dai quasi neanche più retta, no? Ti dici tanto io ho fatto domanda dopo domanda se cattiamo in barra, poi ciao, morti da... Ti vieni da pensare che il tempo insieme è prezioso, il tempo che passi insieme, no? Che non è scontato che domani chi sei o cosa sei, domani come... C'è l'amore per le persone, capito? L'amore è come l'Alzheimer, Cioè? che ce l'hai ma ti dimentichi di averlo. Ma vedi che ha detto una cosa bellissima. Cioè, credo che anche la prima cosa bella che ho sentito dire. Ma veramente complimenti, mi commuove quasi. L'amore è come l'Alzheimer, proprio bella. Cioè, vedi alle volte, no? Non si apprezzano abbastanza le persone che ti stanno a fianco. E amore, tasi un attimo, deciso di leggere il giornale, tasi!